Allora, che ho di chi accompagna, non so se te sa come sia stai. Che varie versioni. Versione di questi. Mi me lo dice soppare. Che io era in staia, io preparai anni per andare a Treviso domani sul campo, sulle caserme di fascisti. E io tutte queste armi smontai per Natale per via, no? E qui erano fascisti che ci andava a casa. E ora, prima di tutto soppare che scampare dritto e fosso, si era salvato. E Delfino invece giocava prima, e quando che si gava, ai, perché ne giocava con Paco il padre tua, e tu eri il mio fuori dal fosso, e ora quello aveva beccato qui. E in quanti eri dentro, l'hai detto? Io ho detto 7 o 8, ma 2 erano calabresi siciliani, insomma, ma sempre dei partigiani, perché l'8 settembre i militari che erano stati da qua, del fosso, dicevano, o che te qui i fascisti o che te qui i partigiani. No, anche te stai sconto. Stai mi andando in terra quando era terrore. Non era quanto di tedeschi, era i fascisti che era più pericoloso. Brigate Nere? Brigate Nere, no? Restando comunque all'episodio, Checo Besso, come si chiama, che ha detto che era dentro in stalla. Dentro in stalla sono a tavola e mi armi tutte smontate. Allora, sì, smontai le armi non te puoi neanche sparare, di fatto neanche sparare neanche un colpo. No, non ha sparato neanche un colpo. Questo mi aveva detto anche i vicini. E se la domandai ai vicini come mai non ha sparato? E le armi smontai. Ma anche un altro fattore che mi ha detto un vicino, che gli aveva messo davanti questa colonna delle brigate nere dei civili come scudo, diciamo. Può essere anche quello. Può essere anche così, perché la versione qua non l'avevo sentita. Io queste armi smontai, Natale, domani mattina io andare a Treviso su, a caserma dei fascisti. E vensi l'idea che parla, come si chiama? Una che ha fatto la spia. Sì, era uno, e a me mi ha detto che era il video della scuola. No, c'è sta la Maria Potente, bravo. Da Gaio. Anche a c'entra. Maria Potente da Gaio, sta ea che era con i partigiani e dopo con i fascisti e i fascisti che lo mandavano noi che i partigiani e io tu lascio che a casa dei contadini e là gli andai sicuro, il colpo sicuro no? Come che si andai qua a Bunigio, Erminio Ferretto, la stessa roba. Ma questa storia della Maria Potente che era detta sempre Ortolan? Sempre Ortolan, dopo finito la guerra e tutto. Parliamo 3 mesi dopo, e forse 3-4 mesi, e a Zevigno in moto insieme con Mauro Mestiner, qua a Marcò. E che io parlavo di questa Maria Potente che a Zevigno in osteria qua in piazza Marcò. E ora Maria, sua moglie di Chico, e Zevigno in osteria che stava là. E gli era detto dare un pugno sulla testa, no? E vinse a Mauro Mestiner e gli ha tenuto il braccio a Chico. Perché se dava un pugno sulla testa, colpa femmina, con quel nervoso che è. E Mauro Mestiner, sotto la moto, che è andato, che sparava così, e dopo si partì in moto e andai via. Ho letto una testimonianza di Primo De Lazzari. Conosco? Era scritto che stava dopo Maria Potente alla fine aveva sposato un inglese. Un inglese? Un inglese, andava via con l'inglese. Andava via con l'inglese. Si era sposato con l'inglese. Ma che a volte là, se gli dava un pugno in testa, Maria Potente non era più in Non andava con nessun inglese, insomma? No, lei che aveva comprato. Poco nervoso, ci ho comprato un trovato di 7 anni, Dio. E uno capoduo fa niente, insomma, sto non l'ha sentito, no? Perché se sentivo come l'ha sentito Ettore l'ha sentito si era il trovato, Delfino. E lui veniva fuori dal fosso, è che c'è un cuore che fosse. E allora, suo padre era scampa prima, non aveva sentito niente, se non si sentiva, veniva fuori come veniva fuori suo zio, veniva fuori anche lui, difendere suo figlio, no? Così è la versione che mi ha contato Chico. Che poi sta con i pai della vigna. Sì, dice con i pai della vigna, che dice col calcio di uno scioppo, ma comunque proprio io ho bastonato così, perché mi hai contato i contadini, parliamo quanti anni fa, 50 anni fa. Perché noi tutti i 25 di aprile andiamo a far portare una corona d'oro. E ora io parlavo con i contadini adesso, si era morti non scherzo. Ma qui mi contava di come era la storia, di col calcio del moschetto e con i bastoni, con i pai della vita, non è che i pai della vita per bastonarlo. E io ho detto che
Tu Chico non li ha sentito, anche Chico mi ha detto a me, perché Chico gli era, dopo che mi fa 6 mesi feste dell'unità, e ha detto, se io sentivo andavo fuori, ha detto, non ho sentito. Dopo tutte le versioni, sa come che gli raccontai un po'. Solo Brigate Nere era, non tedeschi? No, Brigate Nere. Brigate Nere. Non era tedesco. Dopo lui raccontava di Piranda, che gli andai a sparare, una coppa di ese, 12 fascisti, invece non si vedono. Io di non sparare neanche con quel po'. Questa che raccontava dopo, la dopo. infiorare, Sì, la infiorare, Chico. Ma non ne ho fatto nessun morto, perché su che a casa erano 5 morti, 5 di partigiani, e basta. Sì. Fascisti, ma neanche uno. Infatti anche a me mi ha detto così i contadini. Sì, sì. È stato solo loro a sparare, solo i fascisti a Solo sparare. i fascisti, basta. Mi so che la versione del Chico, E quella è importante. ecco, Prima versione di Chico. la prima versione del Chico che l'ha raccontata 15 giorni, 20 dopo, che è successo queste robe, che perché Chico gli era capo, che gli ha fatto il gatto rosso, che gli era l'osteria e compagnia, e ora te contava, è prima versione. Qui la versione dice, tanti morti che gli ha fatto loro, che gli ha sparato i partigiani contro i fascisti, non sapevano cacchi. Ma chi l'aveva tirato fuori? Qualcuno, sono da sempre la storia, vedi? Quelli dell'Ampi, non so, quelli... No, credo che sia stato qualcuno che ha voluto giuntare un fittino del partito. Perché la versione giusta, mica ho parlato con di casa, diciamo il 25 di aprile dell'anno zio del 46, mie e tanti altri ieri, ma ora tornavi in bicicletta, non era macchina, moto. E se andavo con questa bandiera via. E mi ho parlato, erano 5-6 che parlavamo con uno, ho detto niente, ieri sta, con questo attore che era mia. Questa è la versione che mi ha raccontato lui e mi ha raccontato Chico. Dopo l'altra versione, quella dei morti, questa qua è proprio una fendonia, questa. Sì, quella delle sparatorie. Le sparatorie da noi. Gli unici che ha sparato sono i fascisti. E solo che i fascisti non lo dicono.